Ecco, ci troviamo in via Montessori, abbiamo un cittadino che è un po' arrabbiato perché ha segnalato più volte da tempo al comune che c'è una perdita di acqua che ha provocato anche alcuni danni alla sua abitazione, però anche lì venire sempre a rattoppare, che poi sono spese, dice lei, visto che si parla spesso di economie. Ce la vuol spiegare un po' meglio lei? Da quanto tempo è che sta segnalando questa perdita di acqua? Dal mese di luglio. Dal mese di luglio io ho segnalato la prima rottura che davanti al cancello del Passo Caraio e poi dopo 15-20 giorni è successo un'altra volta e in quell'occasione al capo che è venuto con 2 operai ho segnalato anche che c'è una terza perdita davanti al cancello piccolo dell'abitazione e lui mi ha risposto: il capo sono io, provvederò martedì. Questo era successo al sabato primi di luglio, che possono andare a controllare presso l'acquedotto di Annone, dopodiché vedono quanto tempo è passato. Perciò sono venuti gli operai dell'acquedotto di Annone, non operai del comune di Portogruaro? No, ma io l'ho segnalato anche al comune, è venuta la vigilanza quando si è rotto la seconda volta mi sembra che abbia parlato col capo, non so con chi, che volevano mettere dei birilli. Ma cosa mettono dei birilli in mezzo alla strada? Dovevano intervenire. Allora io ho telefonato un'altra volta ad Annone e mi hanno detto sono in riparazione a Concordia Sagittaria, dopodiché verranno lì. Sono venuti nel pomeriggio, hanno aggiustato, ho segnalato, ripeto, la successiva perdita, dopodiché non ho saputo più niente. Bene, allora io la informo che in questi giorni è stata depositata un'interrogazione dal consigliere Alessandro Florean in cui segnalava proprio ciò che ha appena confermato lei, in pratica di un disservizio di cui il cittadino sta subendo le conseguenze, però da cittadino io dico anche che ci sono spese continue che forse si potrebbe fare un intervento risolutivo, dice lei. Sì. Perché sempre venire lì a fare raddoppio alla fine costa di più che non fare un intervento guardi, unico. Si parla tanto a livello nazionale che gli acquedotti in Italia sono un colabrodo, ma io come cittadino che le segnalo che c'è una perdita non intervieni vuol dire che te ne freghi, allora paghiamo le tasse per non avere un servizio. Sì, lei dice ci dite di segnalare e poi noi segnaliamo, però non c'è quell'intervento tempestivo allora, che vi aspettate. Dov'è la comunione fra cittadino e istituzioni? Sì. Sparisce. Capisci? Bene, signor Trevisan, adesso noi accompagniamo questa interrogazione del consigliere anche con delle immagini e la sua testimonianza diretta. Vediamo cosa poi risponderà in Consiglio Comunale, perché deve rispondere anche in Consiglio Comunale visto che è stata fatta formalmente la richiesta, e poi le faremo sapere. Va bene. Grazie. Niente, grazie a lei.